abbassando il costo del credito. Direttore Claudio Alessandrini, ora insomma a un anno da questa fusione è chiuso questo primo bilancio, quindi l'operazione ormai è a regime, i risultati vi soddisfano? Beh, direi proprio di sì. Questa operazione ha dimostrato che l'unione fa la forza, che questa operazione ha creato valore aggiunto. L'anno scorso lo slogan era 1 più 1 uguale 3, diciamo che fa più di 3 dopo un anno. Se pensiamo ai risultati, ottimi risultati ottenuti, superiori ampiamente a quelli previsti dal piano industriale, che ci permettono di rafforzare la nostra solidità patrimoniale e affrontare le sfide del futuro. Presidente, si chiude un bilancio, il primo dopo la fusione, in positivo. Sì, direi molto positivo, per noi è un risultato storico, siamo oltre 3.259.000 e mi permetto di sottolineare che abbiamo anche aiutato con 800.000 euro il sistema nazionale, quindi l'utile reale sarebbe oltre i 4 milioni, che per vedere un risultato di questo tipo dobbiamo ritornare prima del 2008. Questo è un risultato che è frutto di una sana e prudente gestione, ma anche non solo, ma anche della famosa aggregazione. Questo è il primo bilancio, parlo dell'aggregazione con la Cassa Rurale Artigiana di Treviso, è il primo bilancio che chiudiamo aggregati ed è stata un'esperienza molto positiva, sia dal punto di vista del personale, sia dal punto di vista dei risultati e quindi dell'economia di scala. Centro Marca Banca punta a proseguire questa crescita. Beh, è ovvio che oggi tutto il sistema va verso, diciamo, delle concentrazioni. Noi siamo freschi di un'operazione molto importante che ci ha dato ragione e stiamo valutando l'opportunità di effettuarne altre, questo sempre allo scopo di rafforzare la nostra banca per continuare a fare quello che siamo capaci di fare, cioè credere in quello che facciamo, credere in questo tipo di banche vicine alle famiglie e alle piccole e medie imprese del nostro territorio. Direttore, cresce raccolta, oltre agli impieghi, anche un sintomo di fiducia che è un po' il problema, visto anche quello che è successo nel nostro Veneto, del sistema bancario in generale. Beh, giustamente lei va a toccare la fiducia, che è l'asset principale della banca. Noi viviamo di fiducia. Faccio riferimento a una dichiarazione di un grande che è stato Papa Giovanni Paolo II, che ha detto che la fiducia va conquistata non con la forza, non con le dichiarazioni, bensì con fatti concreti. Noi abbiamo cercato di conquistare la fiducia appunto con i fatti concreti, e questo vuol dire garantire sicurezza e serenità ai nostri risparmiatori, consapevoli di sacrifici che hanno fatto per accumulare negli anni i loro risparmi. Questo lo facciamo appunto con una gestione basata sui valori, sulla sana e prudente gestione, ma io vorrei sottolineare i valori che ci contraddistinguono. Poi i numeri sono numeri, ma è importante la strategia per raggiungere questi numeri. I valori sono ovviamente l'onestà, la trasparenza, il rispetto delle regole, rispetto delle regole e l'aiuto, quindi prestare la nostra opera come banca del territorio nei confronti di famiglie e imprese. Questo è molto importante, ci ha permesso di incassare la fiducia e pertanto abbiamo incrementato la raccolta gestita e assicurativa di circa 40 milioni con un incremento del 20%, che non è poco, e raccolta appunto derivante anche da un'attività importante di consulenza, perché noi il patrimonio della nostra azienda è dato dai nostri collaboratori che si sono impegnati molto in quest'anno, oltre che la fusione ha un'attività di formazione, circa 9.440 ore erogate, questo per cercare di andare incontro alle esigenze della clientela, nelle esigenze della loro vita, delle scelte di vita, e abbiamo sensibilizzato molto la nostra rete nel tema della previdenza integrativa, ad esempio. Infatti abbiamo avuto una crescita del 63% e questo è molto molto importante. Il mondo del credito cooperativo, Presidente, è in una fase particolare, si sta decidendo l'adesione tra i due gruppi nazionali da parte delle varie realtà, delle varie BCC. Centro Marca Banca ha già compiuto la sua scelta, il Consiglio di amministrazione ha già dato il suo orientamento verso il gruppo ICREA, una scelta di cui rimanete convinti. Assolutamente sì, come non bastasse la difficoltà economica del mercato, ci si mette anche questo piccolo aspetto, piccolo per modo di dire ovviamente, di riorganizzazione del mondo del credito cooperativo, che ci obbliga in qualche modo ad aderire a un gruppo che noi speravamo fosse unico in tutta Italia. Ciò non è accaduto e
comunque il Consiglio è stato chiamato a valutare attentamente, ma dopo mesi di valutazioni, tutte dal punto di vista professionale, il Consiglio ha dato un'indicazione di aderire al gruppo bancario ICREA, come lei ha detto. Come spesso avviene in Italia, anche su questa materia poi si scatenano polemiche politiche da cui voi volete rimanere fuori. Sì, esatto, noi facciamo una valutazione, siamo chiamati a valutare tecnicamente, siamo dei tecnici, il Consiglio è un Consiglio molto attento, il nostro, da questo punto di vista. Abbiamo sentito entrambi i professionisti dei due gruppi e così abbiamo deciso, basandoci solo su dati di tipo tecnico-professionale. Un problema molto importante del nostro Paese. I risultati di gestione, l'ha detto già in parte, già